Buonasera. L'attenzione delle amministrazioni locali di tutta Italia sarà rivolta nei prossimi giorni al Veneto. Su iniziativa della nostra regione, in collaborazione con quella valdostana, sta infatti per aprirsi un ampio dibattito ai massimi livelli su uno dei punti cardine della vastissima e peculiare attività di regioni, province e comuni. Iniziava così il nostro telegiornale del 1987, con in testa il primo servizio in cui si parlava di autonomia del Veneto. Nello specifico la notizia era il dibattito del Consiglio regionale dell'epoca Bernini con presidente Francesco Guidolin della conversione in azioni pratiche del trasferimento di alcune competenze dallo Stato alle regioni. Rilevato che il decreto che trasferisce dallo Stato alle regioni tutta una serie di deleghe, tra cui quelle riguardanti i settori della sanità e dei trasporti, costituisce la più profonda riforma istituzionale dall'avvento della Repubblica, Guidolin ha osservato che quel provvedimento fu un grande atto di fiducia e di coraggio al quale non seguirono purtroppo da parte dello Stato tutti quegli adempimenti necessari per rendere effettivo questo passaggio di consegne. E oltre 40 anni dopo il percorso del trasferimento delle competenze e dell'autonomia regionale è ancora lungo da percorrere. Un tema che tratteremo domani nella nuova puntata di 40, che farà anche una comparazione tra la politica di ieri e quella di oggi, quando a Padova i Dorotei vedevano staccarsi la corrente riformista in un percorso molto simile all'attuale PD e a Italia Viva di Renzi. Dalle correnti al correntone, la lunga marcia della democrazia cristiana verso il riformismo. Spingi di qua e spingi di là, ha detto De Mita, attenti a non crollare. Ma forse l'argomento più popolare è quello delle case popolari, con le immagini di quartieri ancora in costruzione e già le prime proteste per le assegnazioni davanti alla sede di Via D'Annunzio, molto simili a quelle di qualche settimana fa per il caro affitti. Gli anni sono passati, gli argomenti come i problemi no.